La storia del Vairi cominciò con il dialetto, perché alla te, a parte che dicono che le origini nostre sono fiamminghe o roba del genere, ma che alla testa non parlò dialetto, anzi profondamente. Quella in piemontese con delle variazioni, perché qui siamo a zona di confine con la Liguria, però noi ci siamo restati l'ultimo baluardo e poi uno sgelato lasciò anche influenzato dai vedrei che oltretutto andavo in giro, no? E anche i termini che hanno portato magari dalla Francia, che adesso lì per lì mi vino, perché poi cominciamo a essere un po' anziani e la memoria va un po' a farsi benedì. Diciamo che il primo incontro tra me e il Vairi alla una cosa proprio che risol alla fanciullezza, no? In me borba un portò vai a travagliare a mio papà per man che ho 4-5 anni, no? Cioè, quando sono entrato in vetreria per lavorare, noi c'eravamo privilegiati perché avevamo la mente, tutti i movimenti, chi era più bravo andava avanti, chi era meno bravo, o era magari destinato a dei lavori semplici, no? Ma una volta anche il flaconcino e il vasato o era faccia a mano, no? Qui che ne erano bravi e si limitava a fare cose lì, o fare delle cose pressoi e goti pressoi. Chi era più bravo, chiaramente, cianin cresceva in graduatoria. O diventava mastri a 21 anni.